Tommy V, questa è una giornata triste per te perché è venuto a mancare una persona che per te era molto importante, Claudio Coccoluto. Ma per me, per credo tutti i miei colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo, al di là dell'eccezionale professionista, un uomo comunque di cultura, che ha cercato sempre di dare al nostro settore un profilo appunto di cultura, di spessore. No, è una persona che affrontava questo mestiere con grande serietà, e che recentemente, anche durante il Covid, ho fatto anche un paio di conference call con lui ed altri colleghi, teneva a far sì che l'immagine del DJ non venisse mai banalizzata, no? Mai, c'era una grande ricerca, un grande lavoro. Claudio era uno sperimentatore, un tecnico incredibile, un allievo di Marco Trani, altra leggenda scomparsa prematuramente. Infatti ci piace, siamo tra amici che diciamo chissà che feste che fanno, no? Due grandi tecnici, Claudio in particolare, poi un grande conoscitore della musica, veramente un professionista di spessore, di fama internazionale, riconosciuto internazionalmente come un pioniere dell'house, di un certo tipo di approccio all'house. Io negli anni passati, quando facevo il resident al Muretto, parliamo ormai di 20 anni fa. Lui è stata una tra le prime guest star che tu hai. Lui era degli italiani sicuramente era la prima superstar tra gli italiani, la prima superstar che veramente riempiva i locali e faceva la differenza. Insomma, la storia di Claudio la sanno in tanti, però è veramente un pioniere, un genio, uno che intanto era supportato da una tecnica proprio col vinile incredibile, un grande smanettatore, no? Che non è una caratteristica, insomma, indispensabile per mettere i dischi. Uno può anche non aveva anche quella. Ma lui aveva anche quella. E mi ricordo che in maniera molto divertita, lui aveva questi promo, no? Allora all'epoca, quando c'era il vinile, c'erano i promo, no? I dischi promozionali, e lui era uno dei pochi che aveva delle chicche pazzesche e aveva un canale privilegiato con 2 label in particolare. Adesso vado un po' sul tecnico, ma chi segue sa l'etichetta dei Basement Jaxx, che gli mandava i promo, quindi Basement Jaxx, con cui Claudio era uscito con Bello Orizzonti, quindi lui aveva tutti i promo in anteprima, e i Basement Jaxx erano, insomma, per me almeno, che ero un giovanissimo, erano il massimo. E poi aveva tutti i promo di Crydamore e Roulette, Crydamore soprattutto, che era l'etichetta di Guy Manuel de Omen Cristo, uno di due da Funk, no? E quindi ogni volta che veniva al Muretto partiva sempre con un promo di una di queste 2 etichette, cioè quasi sempre la formula era, diciamo che c'è stato un periodo che si ripeteva la formula, partiva con questo pezzo della Roulette, che erano pezzi funky, stile da funk, però più estremizzato, perché nella sua etichetta, no, Guy de Omen Cristo faceva degli esperimenti un po' più estremi, metteva questo disco super innovativo, compresso, con elementi funky, perché Claudio aveva una grande cultura del funk, anche della tribale, della musica, delle percussioni, aveva un grande culto delle percussioni, e poi faceva un set molto eclettico, che non era strettamente house. Claudio non era proprio un DJ puramente house, era un DJ di musica elettronica, di musica in tutto tondo, no? E quindi lui ti ha insegnato anche molto quando è venuto a Jesolo, e tu eri moltissimo. E in più non ti ha abbandonato. Cioè, no, lui fece una cosa a me molto gradita, per la quale ebbi modo ovviamente di ringraziarlo. Quando io poi andai a fare il Grande Fratello, io Claudio lo conoscevo bene, avevo già fatto Resident al Muretto, al Matilda, lui lo frequentavo, lo conoscevo, ci vedavamo. C'erano periodi in cui anche lui era spesso in Veneto, quindi si andava a cena con alcuni amici che poi sono rimasti i suoi frequentatori. Io recentemente non lo frequentavo, lo sentivo per telefono, per cose di lavoro, magari una chiacchiera, un WhatsApp, una cosa da ridere, perché ci conosciamo da tanti anni, no? Quindi magari
poi ti perdi di vista quel tempo, no? Però in quegli anni lì lui fece una bella cosa e che io insomma avevo apprezzato tantissimo, che mi venne detta quando poi io feci il Grande Fratello, uscì dalla casa. Claudio fece un endorsement, no? Cioè mi appoggiò e disse: guardate che lui è veramente un DJ, non son minchiato, lo conosco bene, e all'epoca lui faceva CEO, CCO su Radio DJ, no? Ed era diciamo nel momento più alto forse della sua carriera, no? Cioè era riuscito a passare da underground a mainstream, ma solo attraverso la musica, senza nessun altro escamotage di sorta, ok? Quindi era diventato un'icona, cosa che rimarrà, no? Perché è una leggenda, Claudio. E quindi mi fece questo endorsement dicendo che effettivamente io ero uno con delle capacità, che mi conosceva bene, che ero un giovane emergente con del talento e eri uno di noi, disse. Esatto, sì, che ero uno. Disse, sì, è uno di noi, Tommy è uno di noi, non è un fake, è vero quello che dice, e quindi questo per me in quel momento in cui poi io andavo ad affrontare tutto un ragionamento diverso, che è quello che del sistema, diciamo, mediatico piuttosto che televisivo, no? Che dal mio mondo veniva visto con una certa diffidenza, no? E io per primo probabilmente l'avrei fatto, lui mi diede a me e a tutti insomma una lezione di grande apertura, no? Un uomo intelligente e anche una grande mano, un vero uomo di parola, un vero amico. Un uomo intelligente, una persona seria, una persona colta, un grande professionista, uno che veramente ha dato molto a noi, inteso come paese Italia, come disc jockey italiani. Noi abbiamo tanti bravi disc jockey in Italia, cioè siamo veramente secondo me tra i più bravi del mondo, soprattutto nella old school. Abbiamo avuto tanto da dire e Claudio sicuramente è stato uno dei primi a andare comunque a suonare all'estero, avere delle residenze estere. Se non il primo, veramente uno dei primissimi. Sì, insomma non è l'unico, cioè adesso io non vorrei mancare di rispetto ad altri perché sicuramente, però Claudio era un po' tutto, no? Aveva messo insieme un po' tutto, cioè aveva fatto il disco forte, era bravo a suonare, aveva la tecnica, aveva l'atteggiamento, un PR pazzesco Claudio, una persona anche con una forte personalità anche in compagnia, cioè si stava da amici e comunque Claudio era Claudio, cioè aveva la serata. una carica proprio di personalità e di carisma che non è semplice di trovare. Una bella famiglia, un affiatamento con la moglie, un uomo, un bel esempio di vita, hai capito? Di in più, come ci hai dimostrato tu con questo ricordo che è bellissimo, con cui vorrei chiudere, un grande amico, uno che assolutamente. Certo. Tommy V, grazie ancora. Grazie a voi, un pensiero, un ricordo a Claudio, un abbraccio alla sua famiglia, che veramente troppo presto, troppo giovane. Grazie Tommy V. Ciao. Grazie.